Vedete due cose, la diapositiva e questo strumento. Allora, perché ho fatto ho proiettato questa diapositiva? Perché noi quando guardiamo il sole, guardiamo le meridiane, l'alba, il tramonto, ormai non notiamo più i particolari dove va a finire il sole. Noi ci accorgiamo che d'inverno il sole sorge da una parte e poi lentamente da un'altra parte. Ma il sole, se osserviamo bene, non nasce sempre nello stesso punto, come non tramonta mai nello stesso punto. Noi a scuola abbiamo sempre studiato che il sole sorge a est e tramonta ad ovest, e questo è sbagliato, perché sorge solo a est e tramonta a ovest solo esclusivamente durante 2 giorni dell'anno, il giorno degli equinozi. Quindi tutti gli altri giorni il sole sorge da altre parti. Gli antichi, ma anche in montagna, si nota soprattutto che il sole in certe stagioni copre la valle e in altre stagioni invece non si vede, alcune montagne coprono, e ci sono anche nel libro che ho fatto Pantanali, si vede come in montagna ci sono alcune vette che si chiamano picchi di mezzodì, no? In Capri anche, perché lì in un determinato giorno dell'anno il sole va e sta lì sopra, poi gli altri giorni lo vediamo da un'altra parte. Allora quello che consiglio che vi dica è questo: di osservare il sole quando nasce e quando tramonta nelle varie giorni dell'anno, ma perché noi viviamo in pianura e non abbiamo dei riferimenti alti, almeno notare dove va a mezzogiorno. Il mio cugino, che abita invece in riva al mare in Liguria, vede benissimo questa differenza dove il sole tramonta, dove il sole sorge. Gli antichi facevano anche dei riferimenti. Gli antichi babilonesi, che avevano le famose terrazze con il giardino, avevano proprio dei segni dove si vedeva il sole tramontare e dove era a mezzodì. Quindi questo è io da casa mia vedo il sole sorgere dalla parte del Carso, poi è alto, non riesco a riconoscere. Questa è una cosa che ognuno di noi può fare anche senza avere un meridiano, no? Ecco. Allora, questa fotografia si vede poi quando si gira per Friuli da altre parti o anche nel mondo, si vede che il sole tramonta in determinati posti in giornate particolari. Questa bellissima diapositiva si vede che il sole il giorno dell'equinozio tramonta proprio allineato con un canale. Allora io ho osservato che alcune case, per esempio le case fatte dalle bonifiche durante il tempo del fascismo, sono messe tutte esattamente a sud, cioè qualcuno le ha messe, mentre adesso non si bada, no? C'è il piano regolatore e si bada esclusivamente per mettere le case e sfruttare meglio il terreno, mentre lì in aperta campagna hanno scelto una posizione proprio per sfruttare il caldo, proprio per avere una facciata al sole. Quindi dobbiamo osservare anche in Friuli, questa è degli Stati Uniti d'America. Vedi la prossima? Ecco, questa invece è una famosa fotografia di New York, dove si vede che erano fotografate un giorno dell'anno, nel mese di ottobre, un giorno qualsiasi, il sole tramonta allineato esattamente con tutte le avenue di New York. Allora, senza andare a New York, anche nell'abito della Gradisca, anche lì c'è un giorno in cui si vede il sole lungo lo stradone che porta la Gradisca a Sagrado. Bene, vai avanti. Qua si vede, purtroppo l'immagine è una delle migliori, si vede come il sole durante l'inverno è basso sull'orizzonte, poi si alza e poi d'estate è ancora alto. Anche molti pensano, si dice, è anche un modo di dire, che il sole a mezzogiorno d'estate è a picco. Non è assolutamente vero. Il sole è a picco esclusivamente verso l'equatore, dopo i tropici. Da noi invece non è a picco, anche sul modo di dire che il sole è a picco d'estate, no? Anche sui libri è scritto, invece non è assolutamente vero. Il sole è a picco sull'equatore il giorno degli equinozi, no? Quando la Terra è illuminata completamente. Io ho chiesto anche a persone che sono andate
oltre i tropici, com'era il sole, l'ombra, da che parte andava, no? E nessuno io non sono mai stato oltre i tropico, né oltre l'equatore. Però vorrei chiedere a qualcuno com'è l'ombra. È una cosa che nessuno nota mai, no? Tra i tanti particolari che noi abbiamo ormai dimenticato di osservare. Se vai avanti, ecco, purtroppo qui le immagini non sono anche queste delle migliori. Cosa si vede? Si vede, questo è, diciamo, est-ovest, sud-nord. Allora si vede che in gennaio il sole è basso sull'orizzonte, il sole è da quest'altra parte e tramonta dall'altra parte. Vedete che tra il sud e l'est c'è questo arco lì, questo piccolo arco diminuisce quando andiamo verso il mese di febbraio, e il mese di marzo è esattamente su questa direttrice. Questo è il giorno l'unico giorno dell'anno in cui il sole sorge a est e tramonta ad ovest, esclusivamente quel giorno lì. Poi quando andiamo verso il mese di marzo-aprile, vedete che il sole si sposta ancora un pochino dall'altra parte, quindi ha un percorso molto più lungo e la giornata è anche più lunga. Poi andiamo avanti, il mese di maggio va ancora più lungo, poi arriviamo al mese di giugno, quando c'è il solstizio d'estate, e vedete che sorge tra est e nord, il percorso è molto più lungo e la giornata è la più lunga dell'anno, no? Se vai avanti un pochino, e così per ogni mese c'è la posizione del sole, dove sorge e dove tramonta. Anche questo è un particolare che dovremmo abituarci a guardare, no? Questo è il motivo. Se osservate, in dicembre il sole sorge qua e tramonta dall'altra parte. Allora, in questo periodo il sole, durante il solstizio d'inverno, è il giorno più corto dell'anno. E quando avviene questo arco così corto? Esclusivamente il 21 di dicembre, anche se c'è un proverbio molto diffuso che dice che la giornata più corta dell'anno è quella di Santa Lucia. Ma nella giornata di Santa Lucia, quando c'è il giorno di Santa Lucia, il sole sorge qui e quindi l'arco diventa più lungo. Questo è un proverbio che poteva funzionare bene fino alla riforma del calendario gregoriano, no? Fino al 1586, quando, essendo i giorni spostati verso Santa Lucia, cadeva il giorno dell'equinozio. Poi c'erano anche altre spiegazioni su questo proverbio, ma questa è una più comune. Bene, qui è tutto un disegno. Allora, anni fa, per spiegare questi fenomeni, io e altri due miei amici, un architetto e un ingegnere Dino Castelli, abbiamo fatto questa costruzione con un modello, è stata poi esposta anche alla Biennale, si voleva fare un progetto per la piazza di Palmanova, poi non c'era Aurelio a Palmanova, quindi non è stata realizzata, è stato fatto per adesso. Allora, che cos'è questo? Questo è un simulatore di meridiane, e vedete il Sole ruota, questo è il simbolo del Sole, e questo simula l'arco del Sole. Se mandi avanti. Ecco, perché è stato fatto questo simulatore? Se voi osservate, tutte le meridiane hanno delle curve particolari. C'è questa curva, c'è questa retta e quest'altra curva. Sono delle curve di pergoli. Ma come si formano? Il Sole è sempre lì, ruota secondo un cerchio. E come nascono queste curve? Se noi aspettiamo, vediamo la meridiana, vediamo un giorno, il giorno dopo di là, non riusciamo a vedere lo sviluppo di queste ombre. Allora, poi magari se venite vicino lo vedrete ancora meglio. Questo rappresenta l'asse terrestre e il Sole ruota attorno all'asse terrestre in 24 ore, giusto? Queste sono condizioni che tutti sanno.
Allora, c'è un giorno dell'anno in cui il sole è basso sull'orizzonte, abbiamo detto il giorno del solstizio d'inverno. Facciamo finta che il sole, vedete che il sole quando sorge è in questa posizione, è giusto? Tramonta, va dall'altra parte, quest'altra porta di Palmanova. Palmanova è esattamente orientata. Quindi il sole sorge qua. Quando è estate il sole è molto più alto sull'orizzonte. Guardate adesso dove tramonta, fa sempre un cerchio, vedete? Tramonta dall'altra parte, vedete? Quindi ci sarà un giorno nell'anno in cui il sole sorge esattamente su questo vertice qui di Palmanova e tramonta esattamente dall'altra parte della posizione est-ovest di Palmanova. Quindi è vero, quindi si capisce subito con questo simulatore che il sole sorge est-ovest 2 giorni all'anno. Ecco, questo era il motivo. In più, qui nel centro della piazza, in posizione modellino della piazza di Palmanova, abbiamo messo una specie di meridiana e questa meridiana, questo gnomone, proietta l'ombra sulla piazza, come sulla piazza di Ioannis, che lo farà vedere, e nascono queste curve. Allora, ecco, sono quelle curve lì. Questo strumento spiega queste 3 curve. Con il progetto Interreg che è stato finanziato il comune di Aiello, no? Abbiamo trasformato questa macchina con l'aiuto dei tecnici del Marinani, la stanno costruendo, in una macchina automatica, in maniera che in questa futura sala di museo, il museo diciamo del cielo di giorno, perché sono un sacco di osservatori per il cielo di notte, ma per il cielo di giorno c'è solo la Aiello, allora noi vogliamo fare una cosa di questo tipo. Ci sarà questa macchina automatica, chi verrà a vedere vedrà le simulazioni delle ombre durante il giorno e nelle varie stagioni. In più questa macchina automatica comandata da un computer sposterà l'asse terrestre e simuleremo anche una meridiana nelle varie città d'Europa, verso il nord e verso il sud, al massimo che sono città, per i tecnici. E questo sarà una macchina nuova che nessuno ha fatto, permetterà la comprensione semplice delle curve che altrimenti si vedono e non si capisce mai come il Sole, facendo sempre un arco, trasformi questo arco nascono delle curve strane. Allora adesso purtroppo questa macchina è ancora piccola, no? Questo è il modello. Se venite qui attorno, no? Possiamo magari rimandiamo la fine. Sì, e allora dopo quando venite alla fine io posizioneremo l'arco, il sole in una certa maniera e in una maniera sola tratterà la retta est-ovest e nelle altre 2 quando è basso nascerà la curva lunga che sta sotto e quando sarà alto invece farà la curva dell'estate. Ecco, questo è quello che... e poi quando sarà fatto meglio. Grazie.